Come stai? C'era forse un'estrema richiesta di aiuto nel messaggio inviato all'amico Adalberto Pittarello poco prima di incontrare Sara Burattin e infierire sul suo corpo con più di 20 coltellate, le prime sferrate mentre l'ex compagna, la mamma di sua figlia, era di spalle. Per Sara una morte quasi istantanea. Alberto Pittarello invece si è allontanato sul suo furgone per poi lanciarsi a pochi chilometri di distanza da Viale Italia nelle acque del Bacchiglione. Sull'Argine, dove ieri i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato il suo corpo senza vita, oggi resta solo il tubo rosso che indica la localizzazione del mezzo ancora nelle acque del fiume. L'onda di piena del Bacchiglione sta passando, il recupero per ora è rimandato. Davanti alla casa della mamma di Sara Burattin, dove la donna si era trasferita da 2 settimane dopo aver lasciato il compagno, gesti di affetto e tenerezza. Fiori, qualche rosa, messaggi, un coniglietto di peluche e un cuore. Una comunità sotto shock, quella di Bovolenta, dove nel giorno dei funerali di Sara Burattin sarà proclamato il lutto cittadino. Una comunità che si è chiusa nel silenzio per proteggere 2 famiglie molto conosciute. Il fascicolo aperto dal PM Sergio Dini è destinato all'archiviazione. Conclusi gli accertamenti, le indagini che vedevano indagato il caldeista 39enne per omicidio volontario pluriaggravato dalla relazione sentimentale e dalla premeditazione vedranno la parola fine per morte del reo.